Caloroso benvenuto con l'appuntamento del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Dalla Chiesa, eroe nazionale, siciliano d'adozione. 39 anni fa cadeva ucciso dalle bestie mafiose. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa viene ucciso a Palermo dalla mafia il 3 settembre 1982 insieme alla giovane moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Era stato nominato prefetto di Palermo il 6 aprile e si era insediato il 30 dello stesso mese, giorno dell'omicidio del segretario regionale del PC Pio La Torre. Aveva l'incarico di contrastare la mafia, così come con notevoli risultati aveva fatto nella lotta al terrorismo, ma svolse il suo ruolo per soli 4 mesi, in attesa di poteri speciali che la politica da Roma gli aveva promesso e non gli aveva invece mai concesso. L'omicidio del generale Dalla Chiesa segna uno dei momenti più alti della forza dell'organizzazione mafiosa in Sicilia, ma segna anche un punto di svolta. È a partire da quell'episodio che inizia a rafforzarsi la reazione della società civile e ad indebolirsi il consenso sociale mafioso. Vicino al luogo del delitto spuntò un cartello con su scritto: «Qui è morta la speranza dei palermitani onesti». Quel cartello esprimeva la sensazione che non vi fosse più nulla da fare, eppure da quelle morti e anche da quel cartello si avviava un lungo processo destinato a fare diventare la mafia nemica non soltanto dello Stato ma anche dei palermitani e dei siciliani tutti. Il giorno del suo funerale una gran folla di palermitani contestò pesantemente i politici presenti, ad eccezione del presidente Pertini. Fu la prima volta che ciò accadeva in termini così netti. Vi saranno molte altre morti che mostreranno la forza e l'arroganza della criminalità mafiosa, ma è da quel giorno fino ad arrivare agli omicidi di Falcone e Borsellino, passando da tante altre vittime, che la mafia perderà quasi tutto il suo consenso. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa fu lasciato solo e abbandonato dallo Stato, che dopo la sua morte gli riconobbe la medaglia d'oro al valor civile e alla memoria. Oggi viene quindi riconosciuto come eroe nazionale. Per noi, quel piemontese tutto d'un pezzo, è diventato d'adozione anche un eroe siciliano. Lavori in autostrada paralizzano Palermo. Botta e risposta tra deputati di Attiva Sicilia e ANAS. Da lunedì scorso a Palermo si è aperto un nuovo incubo relativo al traffico. Il tratto autostradale iniziale della Palermo-Catania dall'ingresso di Palermo fino allo svincolo di Villabate ha visto iniziare dei lavori che hanno creato ingorghi per chilometri. Il gruppo parlamentare regionale di Attiva Sicilia ieri in un comunicato ha espresso con forza la propria protesta. Soltanto chi nutre disinteresse e disprezzo per i siciliani può immaginare di paralizzare l'uscita autostradale di Palermo con lavori che andrebbero programmati in altro periodo ed eseguiti nelle ore notturne. Disinteresse e disprezzo anche per l'economia di molti comuni che di fatto vengono tagliati fuori dal collegamento con il capoluogo, si legge in una nota del gruppo. Da giorni Palermo è paralizzata. Di fronte a questo ennesimo sfregio, conclude Attiva Sicilia, non possiamo che chiedere le dimissioni immediate dei vertici siciliani dell'ANAS e un intervento della Regione affinché imponga un calendario e una modalità di lavoro che garantisca una percorrenza normale e sicura. Serata ha risposto l'ANAS spiegando la natura dei lavori, installazione della nuova pavimentazione drenante e garantendo di aver programmato per ogni settimana i lavori in tratti non superiori ai 2 km con la chiusura alternata di metà carreggiata, fermandoli nel fine settimana. ANAS ha poi fatto presente di aver evitato il periodo ferragostano e quello di rientro a scuola degli studenti e ha aggiunto che la fine dei lavori è prevista per il 17 settembre. Per parte nostra, francamente, le scuse dell'ANAS non ci sembrano molto convincenti. Quando si creano ingorghi di quella grandezza, qualcuno deve aver sbagliato qualcosa nei calcoli e nelle valutazioni. Vertenza Almaviva, il 7 settembre, tavolo a Roma, ma il PD continua a fare inutili polemiche. Il 7 settembre il ministro Giorgetti ha fissato a Roma il tavolo ministeriale per affrontare la vicenda dei lavoratori del call center Almaviva. Come è noto, l'appalto per il call center della nuova compagnia aerea non garantisce i 621 lavoratori che con Almaviva hanno fino adesso gestito il servizio per Alitalia. Nessuna clausola sociale e quindi nessuna garanzia. Il licenziamento di questi lavoratori e l'eventuale delocalizzazione del servizio di call center infliggerebbero una grave ferita alla nostra regione, che non può certo permettersi di perdere oltre 600 lavoratori che andrebbero a ingrossare il già enorme numero di disoccupati. Occorre quindi la massima unità di istituzioni regionali e comunali, sindacati e partiti d'opposizione e di maggioranza.
Su questi temi la Sicilia deve essere un unico monolite. Purtroppo alcuni rappresentanti di un vecchio modo di fare politica non sanno proprio fare a meno della polemica e il capogruppo regionale del PD si lascia andare ad un immotivato attacco contro Musumeci, colpevole a suo dire di sottovalutare la vicenda e di essere rimasto in silenzio. Polemica senza argomenti, tanto che l'assessore al lavoro Antonio Scavone è costretto a replicare che la Regione ha già da tempo e con nota ufficiale del 10 agosto sollecitato l'istituzione urgente di un tavolo di crisi sulla vicenda Almaviva. Speriamo che da adesso in poi si riesca ad evitare ogni polemica e si costruisca un fronte unitario a difesa di quei 600 posti di lavoro. Omaggio a Napoleone Colajanni, la regione nel centenario della morte dell'insigne politico siciliano. Con la deposizione ieri di una corona d'alloro sulla tomba di Napoleone Colajanni al cimitero di Enna, la regione siciliana ha voluto rendere omaggio all'insigne politico siciliano a 100 anni esatti dalla morte. Napoleone Colajanni fu eletto deputato per la prima volta nel 1890 e fu sempre rieletto alla Camera per 10 legislature fino alla morte. Leader di fatto dei repubblicani, fu promotore di diverse iniziative parlamentari come la denuncia dello scandalo della Banca Romana. Fu leader dei fasci dei lavoratori siciliani e polemizzò fortemente con Crispi per lo stato d'assedio in Sicilia. Nemico della mafia e della corruzione, scrisse il libro Nel regno della mafia, pubblicato nel 1900, di grande interesse in quanto affronta le tematiche mafiose di quel periodo, a partire dall'uccisione in treno dell'ex sindaco di Palermo e galantuomo nemico della mafia Emanuele Notarbartolo. La prossima settimana si riunirà a Palermo il comitato scientifico istituito appositamente dal governo Musumeci per l'organizzazione di una serie di iniziative culturali che si protrarranno fino all'anno prossimo per celebrarne la memoria. Napoleone Colajanni fu innanzitutto un uomo coraggioso, afferma il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che non arretrò mai dinanzi alla necessità morale di denunciare storture, ingiustizie e malefatte. Dal canto suo, l'assessore regionale alla cultura Alberto Samonà ha sottolineato come Colajanni sia stato un politico scomodo, un siciliano generoso e onesto che attraverso la veemenza dei suoi interventi al Parlamento nazionale ha rappresentato la migliore Sicilia, affermando ideali di rigore, equità e giustizia. Ricordarlo nei 100 anni della morte è un atto di doverosa memoria e di testimonianza dell'eredità culturale e politica da trasmettere alle nuove generazioni. Il Governo nazionale approva decreto legge su incendi, inasprite anche le pene. Il Consiglio dei Ministri ieri ha approvato un decreto legge che affronta la drammatica questione degli incendi boschivi che hanno colpito negli ultimi 2 mesi soprattutto il sud. Il decreto affida al Dipartimento della Protezione Civile la ricognizione e la valutazione di strumenti innovativi, quali tecnologie anche satellitari idonee all'integrazione dei sistemi previsionali di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell'ambiente, mezzi aerei ad ala fissa rotante o a pilotaggio remoto, mezzi terrestri. Si autorizza poi il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa all'acquisizione di mezzi aerei, mezzi terrestri, attrezzature e strumentazioni utili alla lotta attiva agli incendi boschivi. L'acquisizione potrà avvenire già nell'anno in corso con risorse aggiuntive. Sono inoltre stanziati 100 milioni nel triennio 2021-2023 in favore degli enti territoriali impegnati nella lotta attiva agli incendi boschivi. Tali stanziamenti consentiranno di dare concreta attuazione a quanto previsto dai piani antincendio boschivi approvati dalle regioni, in particolare contrastare l'abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture, ad esempio vasche di rifornimento idrico, utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, predisporre vie di accesso e tracciati spartifuoco e mantenere le aree periurbane. Il decreto inasprisce poi le sanzioni sia amministrative che penali e mira a colpire gli interessi degli autori degli illeciti, a incentivare la collaborazione con le indagini e a favorire condotte volte alla riparazione del danno causato. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia e appuntamento alla prossima edizione.